Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Siamo pronti per una nuova puntata. Buon lunedì 21 di dicembre e iniziamo nel nostro consueto modo. Grazie, 262.390 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Beh, manca veramente poco a questo Natale, sarà un Natale speciale che verrà vissuto sicuramente in maniera differente, in maniera più cosciente. Allora vi dico, mettetevi comodi, digitate www.iocomprosiciliano.com e sapete cosa si aprirà alla vostra vista? Beh, un'esperienza Sicilia, sì, perché attraverso il nostro marketplace viaggerete un po' attraverso i nostri prodotti, i prodotti di eccellenza, attraverso le aziende, attraverso l'arte, le ceramiche ed ancora i gioielli ecologici che raccogliamo lì sulla spiaggia del nostro mare o ancora pensate le antiche ricette della nonna o quelle magari custodite all'interno dei monasteri che sono state tra l'altro selezionate dal nostro chef Mariano Carbonetti e messe lì a vostra disposizione. Sarà semplice ordinare i nostri prodotti all'interno del nostro marketplace e arriveranno subito a casa vostra in ogni parte del mondo e in questo modo faremo come sempre una scelta legata ad una scelta consapevole. Sì, aiutiamo le nostre aziende e partiamo, come diciamo sempre, partiamo da noi. Una nuova puntata si apre oggi, in questo appuntamento parleremo proprio di prodotti. Eh sì, un'azienda che troverete proprio all'interno del nostro marketplace che è la Zagara in Fiore. Parleremo di conserve, di confetture bio e oggi avremo con noi proprio Nunzia Pino che è la titolare di questa azienda agricola. Ma ancora, nella seconda parte di questa puntata, parleremo ancora di artisti nostrani, di artisti che hanno fatto la scelta consapevole di rimanere in Sicilia, perché la Sicilia rimane la scelta per professare poi il proprio lavoro, il talento di oggi di un artista, si chiama Carlo Daubert, ed è attore, autore, regista, parleremo di teatro, di cinema, insomma sarà veramente una bellissima conversazione con il nostro amico Carlo. Noi siamo quasi pronti, volevo dirvi alcune novità prima di far entrare la nostra ospite di oggi. Vi dico novità perché questo pomeriggio alle 18 collegatevi perché avremo, oggi è lunedì, la nostra consueta rubrica della cucina dei ricordi a cura del nostro chef, del nostro grande chef Mariano Carbonetti. Avremo tra l'altro un ospite eccezionale che è lo chef Maurizio Urso, presidente dell'Accademia Nazionale Italcuochi. Sarà una bellissima conversazione, parleremo di quelli che sono i piatti della provincia di Siracusa e ancora in questo pomeriggio avremo i due founder manager di Io Compro Siciliano, il dottor Giuseppe Giorgiani e il dottor Davide Modici, che vi daranno proprio delle novità per quanto riguarda il marketplace, poi sarà il loro saluto di Natale e poi da questo pomeriggio special, andrà in vacanza e ritornerà il 4 di gennaio. Quindi collegatevi questo pomeriggio, appuntamento special e poi pomeriggio special va in vacanza, ritorna il 4 di gennaio. Io naturalmente continuerò a rimanere insieme a voi. Bene, siamo pronti. Il mio grazie va a Paolo Gatto in regia, alla nostra redazione, al lavoro meraviglioso di Marzia Monreale e tutto il team. Noi siamo pronti, signori e signori. Oggi parliamo di conserve, di confetture bio www.iocomprosiciliano.com e troverete la Zagara in fiore. Abbiamo con noi la titolare dell'azienda che è Nunzia Pino.
Buongiorno a Buongiorno. tutti, buongiorno a tutti i Ciao. membri della Zagara in Fiore, proprio nella sua azienda vi stiamo ospitando e soprattutto nel magnifico mondo delle conserve e delle confetture particolari, soprattutto particolari, perché i Senti, gusti sono Nunzia. cambiati e quindi Allora, anche... aspetta, adesso ci arriviamo piano piano. Innanzitutto volevo dire, la vostra è una storia, un'azienda che tu gestisci e dirigi insieme a tuo marito, che è Antonio. Quindi c'è questa bellissima storia, come dico sempre, noi raccontiamo poi ogni prodotto alla sua faccia. Dietro la faccia delle confetture dei prodotti, la Zagara in Fiore, c'è la faccia di Nunzia e la faccia di Antonio, perché loro, come scelta familiare, innanzitutto siamo a Monforte San Giorgio, in provincia di Messina, e partiamo da quello che è stato la scelta di acquistare un rudere nel 1990, giusto? Con tutti dei No, nel terreni. 2008. Nel Ah, 2008 ok. abbiamo acquistato un router che risaliva comunque ai primi del Novecento. L'abbiamo tutto riqualificato, sempre con materiali dell'epoca, comunque molto particolari, e abbiamo riqualificato 7.000 metri di terreno, diciamo, collocando tutti i frutti autoctoni del territorio. Senti Nunzia, allora nasce la vostra azienda agricola. Tu prima stavi dicendo la vostra è una scelta ed è una scelta oltre che legata al territorio, ai prodotti del territorio, è una scelta perché voi non utilizzate additivi, è tutto bio e questa è una scelta, come diciamo noi, una scelta consapevole. Certo, infatti nelle nostre conserve non trovi conservanti, additivi, non trovi nulla, trovi soltanto la materia prima, la frutta, con un po' di zucchero di canna grezzo e un pochino di limone, nient'altro trovi. Quindi è una lista di ingredienti molto ridotta che puoi trovare sulle nostre confezioni. Questo perché? Per esaltare il gusto della frutta senza altre diciamo, elementi chimici che possono alterare sia il gusto che le qualità organolettiche del prodotto. Senti Nunzia, quali prodotti vogliamo dire agli amici che ci stanno seguendo in questa diretta? Quali prodotti abbiamo in azienda? Sì, abbiamo, che dopo sono presenti anche nello shop Io Compro Siciliano, abbiamo le arance con le scorzette, che è molto particolare perché le scorzette sono tutte tagliate al coltello e leggermente candite. Dopo abbiamo la melacotogna tipica del nostro territorio e una particolare, la cipolla brandy, che è una cipolla rossa siciliana mantecata con vino secco e il brandy per 48 ore e successivamente lavorata con il nostro macchinario a bassa temperatura che tende a lasciare sia gli odori, sia il gusto, sia tutte le qualità organolettiche del prodotto. Senti, ci sono altri prodotti, Nunzia, che poi sono questi abbinamenti un po' speciali, no? Quello che adesso stavi dicendo, che è cipolla e brandy, poi c'è peperoni, peperoncini. Peperoncino. Sì, è una composta molto particolare perché il peperone, la dolcezza del peperone si combina con diciamo un pizzico di peperoncino un po' piccante che comunque può essere apprezzata da tutti, non è proprio piccante piccante, però dà quell'input diciamo un po' frizzantino alla composta. È molto particolare. Questa si affianca soprattutto con le carni e con i formaggi, ottima. E poi ce n'è ancora un'altra, che è Sì. pepe, È la cannella. zucca e zenzero. La zucca e zenzero sono zucche nostre rosse, particolarissime, con l'aggiunta dello zenzero che teoricamente rende questa confettura molto amabile sui formaggi. Poi ancora pepe, cannella, rum, insomma, veramente tanti. Pere, cannella e rum, che è particolarissima perché è indicata soprattutto con la ricotta e con i strudel. Ha una dolcezza propria della pera, addizionata con diciamo un tocco di estrosità della cannella. Molto Senti, particolare anche questa.
Senti Nunzia, scegliere alimentazione corretta e quindi utilizzare prodotti bio è una scelta importante. Io voglio ricordare agli amici che ci seguono che Io Compro Siciliano è anche inserita in quello che è un dialogo con il Milano Urban, che è questo progetto che include circa 300 città nel mondo, Milano capofila, che cerca proprio di educare all'utilizzo di prodotti biologici, prodotti a chilometro zero. Senti, Nunzia, ti dico, quando un po' di anni fa si parlava di prodotti bio, un po' c'è stato subito come dire, un'apertura o anche in questo abbiamo dovuto educare noi stessi? Scusi, ma è andato un attimo. Bio. Dicevo, c'è stata subito un'apertura, cioè subito c'è stato un inserimento all'interno dei mercati, oppure questo all'inizio è stato un po' lento, abbiamo dovuto educare noi stessi No, secondo me è stata un po' lenta all'inizio, ma ora c'è una consapevolezza diversa dell'individuo. Noi siamo ciò che mangiamo e quindi anche il cibo è una parte importante di tutto ciò. Se sappiamo che cosa c'è in un vasetto, noi abbiamo un'alimentazione sì molto più completa, con piena di gusto, perché non soltanto l'industria ci può garantire anche il gusto o la freschezza, e soltanto le piccole aziende riescono a racchiudere tutti i gusti, tutte le qualità dell'alimento in un barattolo. E il bio è un modo di vivere, è una filosofia di vita che piano piano ormai il mercato ha accettato, anzi c'è una richiesta molto di più rispetto agli altri prodotti. E questo è proprio quello che noi diciamo sempre, diventa comprare prodotti di qualità, a maggior ragione del territorio, diventa una scelta ed è proprio un vero e proprio stile di vita, quello che dicevi adesso tu, Nunzia. Senti, leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici che stanno scrivendo in questa diretta. Allora abbiamo Salvo Buccheri che dalla Francia ci saluta, dice buongiorno a tutti, a Katiuska, vi auguro buone feste e un abbraccio forte. Ciao caro Salvo, lui è un siciliano che vive in Francia, c'è John Blandi, il nostro amico invece siciliano, vive a New York. Buongiorno, buon principio di settimana Katiuska a te e ai tuoi ospiti, eccoli qua, abbiamo Nunzia e fra poco faremo entrare anche Carlo Dauber e parleremo di cinema e teatro. Abbiamo lo chef Andrea Geriri, siciliano, lui vive a Londra. Buongiorno a tutti voi, abbracci da Londra. Ciao Andrea, grazie per essere con noi ancora. Lo chef Fabio Mambo, buongiorno Katiuska, ciao caro chef, grazie per essere con noi. Abbiamo Marco Monteiro, dice ciao, buona giornata a tutti amici italiani, sono brasiliano, mi piace tutta l'Italia, grazie mille. Un bacio grande a te e grazie per questo messaggio. Il nostro amico, il Faraone Palermo, buongiorno carissima amicuzza Katiuskuzza, ai tuoi ospiti, altrettanto e a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Ciao caro amico, grazie per essere con noi. Poi abbiamo artisti, i nostri amici, con il nostro Maurizio Tomminia. Buongiorno Katiuska a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Ciao Maurizio, grazie anche a te per questa giornata. E poi abbiamo il nostro chef, Mariano Carbonetti. Mariano dice felice inizio settimana a te Katiuska e a tutti i tuoi eccellenti ospiti. Così come abbiamo detto ad apertura, e adesso leggo subito il messaggio, questo pomeriggio abbiamo la nostra rubrica a cura dello chef Mariano Carbonetti, la cucina dei ricordi, abbiamo tra l'altro grande ospite, chef questo pomeriggio, abbiamo lo chef Maurizio Urso, presidente dell'Accademia Nazionale Italcuochi, parleremo di tutti i piatti della provincia di Siracusa. Mariano scrive: riuscire a trarre prodotti finiti dalla lavorazione dei prodotti della nostra terra fa davvero la differenza. Sicilia, amore per la propria terra e maestria, tutto ciò che Io Compro Siciliano. È vero, Mariano, il nostro chef, noi parliamo sempre nella rubrica del lunedì pomeriggio
parliamo sempre di scelte, parliamo sempre tra l'altro dei nostri piatti e dei nostri prodotti. C'è ancora il Faraone Palermo che dice complimenti a Nunzia per la tua genuinità alimentare e questione di coscienza, quello che diceva poi, quello che dicevamo che è una scelta consapevole scegliere i prodotti del territorio. Senti Nunzia, io ti volevo dire, hai per caso lì vicino qualche prodotto, così magari non so, Sì, sei aspetta, guarda, ho proprio le così arance fai. con le Oh, scorzette, le ecco arance con qua. le scorzette, che è molto, quella che ti dicevo io con le scorzette tagliate al coltello e leggermente candite, particolarissima. Volevo aggiungere che nelle nostre conserve c'è soltanto il 25-30% di zucchero aggiunto, quindi noi sfruttiamo tanto il fruttosio della frutta proprio, quindi è un Meraviglia. elemento in più, diciamo, rispetto alle confetture normali, ecco. E tra l'altro voglio anche specificare che quando si apre un barattolo del genere, oltre al gusto, c'è anche quell'odore e quindi quella memoria olfattiva, oltre che poi il gusto vero di ciò che stiamo degustando, che è una cosa che non può restituire che veramente che grande amore per la scelta consapevole legata ai nostri prodotti della terra. Quindi Nunzia, io volevo ringraziare te, volevo ringraziare Antonio, ancora voglio dire a tutti gli amici, collegatevi al nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com e tra i prodotti troverete prodotti di eccellenza come la zagara in fiore. Senti Nunzia, vuoi salutare i nostri amici? Vuoi fare gli auguri a qualcuno nello specifico? Io vorrei fare gli auguri a tutti quelli che in questi anni ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci e soprattutto di augurare un po' a tutti noi un sereno anno, fine anno e un inizio ancora meglio di almeno di questo, di quest'anno che è stato purtroppo così penalizzato. Infatti siamo, devo dire, quando diciamo queste feste saranno speciali e soprattutto arriveremo presto a questo 2021, recupereremo tanto, abbiamo tanto da ancora costruire, ancora di più recuperare per portare avanti la nostra identità. C'è un messaggio di Google che dice io compro siciliano, dà voce alle nostre eccellenze. Un saluto a Mauro Todaro, che è il nostro ambasciatore del sorriso per eccellenza e devo dire che la Zagara in fiore, quindi l'azienda di Nunzia e di Antonio è veramente una grande eccellenza. Nunzia, io ti saluto, ti dico auguri, buon Natale, buone feste e come sempre saluto te per fare entrare un altro ospite, ma prima di lasciarti, vieni avanti, Nunzia, vieni. Devi ripetere con me, Io compro compro siciliano. siciliano. Ci piace! www.iocomprosiciliano.com troverete grandi eccellenze del territorio, troverete anche la zagara in fiore. Ciao Nunzia, auguri! Grazie, auguri a tutti. Ciao, buone feste! Ciao Nunzia! E come vedete è sempre molto bello vedere che dietro l'azienda ci sono veramente, quando diciamo mettiamo la faccia nelle cose, ci sono queste belle facce che portano avanti delle storie, che poi sono storie che condividiamo e per questo quando diciamo facciamo una scelta che sia una scelta condivisa, una scelta felice. Bene, a proposito di scelte, noi abbiamo tanti artisti in Sicilia che tra l'altro anche basta, non so, un po' accendere la TV per vedere sia nel piccolo ma anche nel grande schermo al cinema, ma così come in teatro, ma anche se poi prendiamo per esempio un'enciclopedia degli autori teatrali italiani, tu scorri, ti fermi e chi c'è? C'è Carlo Dober. Facciamo entrare il nostro ospite. Ma buongiorno Buongiorno, Carlo, benvenuto. buongiorno.
Grazie, molto gentili. Senti Carlo, dicevo, ma mica una scorre proprio nell'enciclopedia degli autori teatrali e trova Carlo, e quindi noi siamo felici perché chiaramente parliamo di eccellenze artistiche, e quindi ancora una volta, come dire, siamo felici di poter presentare grandi personaggi. Tu lo sei, tu sei un attore, sei un autore, sei un regista, tantissime esperienze, soprattutto mi piace soffermarmi su quella che è la scuola del Teates del grande Michele Ferriera. Tu hai studiato anche regia teatrale. Partiamo un po'. Senti Carlo, domanda così subito. Sì. Sul palco o sotto il palco? Attore o regia? Sono due emozioni totalmente diverse. Devo dirti che inizialmente non mi sarei mai visto sotto il palco, perché io nasco come attore e già da ragazzo ero piccolino, avevo 16 anni, cominciai le mie prime scuole di teatro, eccetera, eccetera. Poi devo dirti che con la maturità artistica, dopo un po' di anni, anche grazie all'insegnamento, ho cominciato ad avere il gusto della regia teatrale, anche perché con la regia l'attore si completa. Quando per esempio noi insegno in un'accademia dove noi formiamo gli attori, formiamo i ragazzi, ma diamo anche nozioni di regia per avere una visione anche esterna a quello che devono fare in scena, anche perché non è difficile contemporaneamente fare sia l'attore che il regista in una produzione, in uno spettacolo teatrale, tranne che ci siano comunque sia un testo che già si conosce molto bene o comunque si è già portato in scena, ecco. Senti Carlo, ti fermo un attimo, Sì. possiamo far vedere qualche fotografia di scena di Carlo? Prego la regia di mandare qualche contributo. Ed ecco qua, stiamo guardando adesso la prima delle fotografie, vediamo altre immagini. Sì, e qui questo è un testo, per esempio, questo è uno spettacolo, quello di poco fa in bianco e nero, è uno spettacolo che ho fatto, ho scritto io, ho diretto io, sui Barboni, che abbiamo anche intenzione di replicare appena sarà possibile, chiaramente. Ringraziamo la regia per le fotografie e ritorniamo adesso stavi dicendo in quella fotografia in bianco e nero, stavi dicendo Carlo? Sì, è un testo scritto da me, è un testo scritto da me, dove ho fatto anche la regia, ho fatto anche l'attore, abbiamo fatto molte edizioni di questo spettacolo, si intitola Scroscio, parla dei Barboni, è stato anche spettacolo di punta nel progetto Urban del 2001, se non erro. Infatti lì cominciai ad uscire anche come autore teatrale, però poi chiaramente nell'evoluzione drammaturgica mi sono anche specializzato, comunque dedicato alla scrittura in italiano, anche per il Biondo ho fatto delle drammaturgie, delle regie, e quindi poi chiaramente come l'uomo cresce anche l'artista, chiaramente, quindi si ha un'evoluzione della propria visione sia drammaturgica che registica che attoriale. È tutto. Senti Carlo, proprio al Biondo tu hai portato Via Paganini 7, che poi era un testo tratto da... No, al Biondo no, no? no. Al Biondo ho portato la ballerina e la principessa. La ballerina e la principessa, esatto. Che è uno spettacolo sulle malattie terminali. Devo dire che ha riscosso veramente tanto successo, se così si può dire, bellissime recensioni, e l'abbiamo poi replicato anche in altri siti. E poi ho anche portato al Biondo stesso uno spettacolo sulla mafia, si intitolava I 10 passi, dove si metteva a nudo
chiaramente con un linguaggio onirico, un linguaggio introspettivo, perché a me non piace usare un linguaggio, tra virgolette, quotidiano, se così si può dire. A me piace parlare per metafore, mi piace scrivere facendo riferimenti anche sognanti. Non amo il linguaggio cinematografico, è un altro tipo di linguaggio, quindi più quotidiano, più naturalistico, chiamiamolo così. In teatro mi piace, ecco, essere sospesi tra sogno e realtà. Tra l'altro tu poi riesci a spaziare veramente un po' da Pirandello a Shakespeare, Molière, Beckett, cioè, dico veramente riesci a spaziare nel tuo linguaggio, nella tua scelta linguistica veramente un po' a 360 gradi. Senti, ma ancora un punto veloce perché siamo quasi a chiusura. È importante sì. Per te, tu sei un attore, sei un regista, sei anche un insegnante sì. Di recitazione, sicuramente un periodo molto particolare. Sì, è un periodo molto particolare perché chiaramente c'è paura per questa emergenza Covid, però devo dirti che abbiamo dei locali. Io insegno presso la AM, che è Accademia della Musica Moderna, centro polivalente di arte, musica e spettacolo. La nostra sede principale è a Londra. Noi abbiamo un percorso accademico triennale, sono io e Giuditta Perriera, siamo insieme. Che appunto facciamo un percorso accademico, e dove i locali ci consentono di poter effettuare le lezioni in presenza mantenendo le distanze, avendo assolutamente tutti i presidi, sì, tutto ciò che serve per le norme anti-Covid. E devo dire che alcuni ragazzi hanno continuato nonostante tutto a frequentare, e anche le iscrizioni sono comunque ancora aperte, quindi comunque abbiamo prolungato chiaramente le iscrizioni anche per tutto gennaio, in maniera tale che si possa essere un po' più tranquilli, sperando che questa pandemia vada scemando. Non dobbiamo fermarci, non molliamo, perché dobbiamo farci trovare pronti per affrontare un periodo sicuramente più bello. Senti, Carlo, ultima battuta. Tu in realtà, a proposito di non fermarci, non ti sei fermato, perché ho avuto diciamo il piacere di girare tra ottobre e novembre Il Cacciatore 3, quindi in un ruolo carino. Non vi svelo nulla, però già posso soltanto anticiparvi che sarò alla quarta puntata, quindi al seconda serata, perché sono 2 puntate a serata praticamente. E quindi è un ruolo molto carino, una bellissima esperienza, con molta serietà anche da parte della chiaramente produzione Rai, a Rai 2, e quindi chiaramente devo dire quantomeno in un momento in cui siamo totalmente abbandonati e soli, noi artisti, i teatri sono chiusi, anche devo dire forzatamente, perché altre situazioni invece sono aperte e forse sono anche più a rischio rispetto ai teatri. Però dico, anche in questo momento ho avuto il piacere e la fortuna di poter lavorare quantomeno a questo film, a questa fiction per la Rai. Senti Carlo, siamo arrivati quasi a chiusura. Io volevo vediamo se abbiamo ancora qualche messaggio da leggere da parte dei nostri amici. C'è Daniela Giannino, buongiorno a tutti, ciao Kat, ciao Carlo. Ciao Daniela, grazie per essere con noi. Ciao Daniela. C'è a casa di Nina, buongiorno, buon inizio settimana a voi tutti, e come al solito un abbraccio speciale alla grande Cazzetta. Ciao, un abbraccio a tutte le sorelle, i fratelli speciali che sono a casa di Nina, grazie anche oggi per essere con noi. Senti Carlo, noi siamo in chiusura di questa puntata, volevo ricordare al popolo che io compro siciliano, sono gli ultimi giorni, ancora se non avete pensato
ad un piccolo cadeau anche per casa vostra, o magari per delle persone care, beh, allora fate subito, è un gesto veramente molto semplice e aiutiamo le nostre aziende, quindi acquistiamo da chi conosciamo e poi sarà semplice, magari anche voi che siete a casa, basta digitare www.iocomprosiciliano.com e riceverete direttamente a casa vostra prodotti sempre dalla identità siciliana. Bene, volevo darvi appuntamento a questo pomeriggio alle 18 con la rubrica dei ricordi a cura dello chef Mariano Carbonetti. Avremo ospite lo chef Maurizio Urso, presidente dell'Accademia Nazionale Italcuochi. Parleremo di quelle che sono le ricette della provincia di Siracusa, quindi mi raccomando vi aspetto, ed ancora con noi ci saranno per i saluti natalizi i due founder manager Giorgianni e Morici, e parleremo di alcune novità proprio di queste feste. Poi i pomeriggi special andranno in vacanza, ripartiranno giorno 4 di gennaio, invece con me, come sempre, ci si vede domani alle 12 con Io Compro Siciliano Live. Senti Carlo, noi dobbiamo chiudere la puntata e dobbiamo chiudere nel nostro consueto modo. Volevo ringraziarti per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie davvero, buon Natale, buone feste. Buon Natale a voi e a tutti quanti, sperando che sia un anno nuovo molto più sereno. Assolutamente, assolutamente. Senti Carlo, ma adesso tu che poi sei un insegnante di recitazione, quindi la dizione perfetta, ripeti con me, io compro siciliano! Siciliano! Ci piace! Grazie per essere stato con noi Carlo, grazie alla regia Paolo Gatto, grazie a Marzia Monreale. Arrivederci! Mi raccomando questo pomeriggio ore 18. Ciao, sigla!